È sulla spianata del Phoenix Park di Dublino, dinanzi a migliaia di famiglie presenti, che la visita di Papa Francesco in Irlanda vive il suo momento culminante. In quello stesso parco, tra i più grandi d'Europa, 39 anni fa aveva celebrato Giovanni Paolo II. Francesco si rivolge ai fedeli presenti che con gioia danno testimonianza della loro fede e durante l'atto penitenziale pronuncia la richiesta di perdono per gli abusi commessi nella nazione da parte dei membri del clero. Pedimos perdón por las veces che come Iglesia Chiediamo perdono per le volte in cui, come Chiesa, non abbiamo offerto ai sopravvissuti di qualsiasi tipo di abuso compassione, ricerca di giustizia e di verità, con azioni concrete. Pedimos perdón. Nell'omelia il Papa ricorda che ogni nuovo giorno della vita delle nostre famiglie e ogni generazione porta con sé la promessa di una nuova Pentecoste, una Pentecoste domestica nella quale Gesù manda come consolatore lo Spirito Santo che ci dà coraggio. Il mandato che il Papa affida alle famiglie convenute per questo nono incontro mondiale è quello a loro volta di diventare fonte di incoraggiamento per gli altri. Come uno dei frutti di questa celebrazione della vita familiare, possiate tornare alle vostre case e diventare fonte di incoraggiamento per le altre, per condividere con loro le parole di vita eterna di Gesù. Il Papa parla del mistero della fedeltà di Cristo alla Chiesa, della testimonianza delle famiglie cristiane che hanno il potere di infrangere ogni barriera per riconciliare il mondo con Dio, una sfida paragonabile a quella che dovettero affrontare i primi missionari irlandesi come San Colombano in un'epoca di decadenza culturale, quindi il mandato conclusivo. Possa questa nostra celebrazione confermare ciascuno di voi, genitori e nonni, bambini e giovani, uomini e donne, frati e suore, contemplativi e missionari, diaconi, sacerdoti e vescovi, nel condividere la gioia del Vangelo.